diciamo no a una politica sporca e corrotta. Possono anche esserci persone per bene, e noi lo sappiamo che nelle liste che si presentano a San Bonifacio ci sono delle persone per bene, ma non è sufficiente che ci siano delle persone per bene, perché è il sistema con cui si fa politica che deve cambiare. Una persona per bene, se è abituata a farsi le cose di nascosto nella propria stanza insieme a 4 amici, finirà col fare qualcosa di storto, finirà col fare qualcosa di nascosto, e quando uno fa una cosa di nascosto al 90% è il rischio che la faccia per i fatti suoi e non per il bene di tutti. Quindi la prima cosa che noi vogliamo fare assolutamente e che faremo è trasparenza. Trasparenza significa che gli incontri pubblici saranno trasmessi, videotrasmessi, in modo che tutti possano vederli, perché l'informazione è la prima cosa che ci libera. Senza informazione rimaniamo sudditi. Se abbiamo informazione torniamo a essere cittadini. Non siamo un